ponte di Bassano, noi ci daremo la mano. Il ponte di Bassano è stato citato la prima volta nel 1209 e all'epoca era in legno. Dopo la vigorosa piena del fiume Brenta del 1567 che travolse lo storico ponte preesistente, dell'architetto Andrea Palladio fu incaricato della ricostruzione del ponte. Egli progettò dapprima un ponte in pietra sul modello degli antichi ponti romani. Il Consiglio cittadino bocciò tuttavia il progetto, imponendo all'architetto di non discostarsi troppo dalla struttura precedente. Nell'estate del 1569 Palladio presentò un secondo progetto di un ponte in legno che richiamava in pratica la struttura preesistente, sebbene radicalmente rinnovata in quanto a soluzioni tecniche e strutturali e di grande impatto visivo. Il ponte ha 5 campate lunghe 13 metri, formate da grandi travi di legno con rompitratta obliqui che sono appoggiati su 4 piloni intermedi sulle 2 spalle laterali. I 4 piloni in legno hanno una forma idrodinamica rispetto alla corrente del fiume e sono formati da 8 pali spessi circa mezzo metro infissi nel terreno sul letto del fiume. Questo ponte fu distrutto dalla piena del 1748 e fu subito ricostruito rispettando il progetto del Palladio, pur con la variante di 2 balconcini intermedi. Nel 1813 il viceré Eugenio Beauharnais ordinò per motivi militari la sua distruzione. Fu ricostruito nel 1821 da Angelo Casarotti. Durante la Prima Guerra Mondiale su questo ponte passarono le truppe alpine per affrontare la difesa dei territori sull'altipiano dei 7 comuni. Da allora prese il nome di Ponte degli Alpini. Il 17 settembre 1945 fu distrutto per la terza volta dai partigiani. Il ponte fu ricostruito secondo l'originale progetto di Palladio e fu inaugurato il 3 ottobre del 1948. A partire dal 2015 iniziarono i lavori di restauro e terminarono nel 2021. Nel giugno del 2019 è stato dichiarato monumento nazionale.